Buongiorno a tutti da Cagliari Online, allora è qui in questa palazzina al numero 57 di Via dei Donoratico che si è consumato questa notte quello che certamente ormai le indagini lo dicono, un drammatico omicidio. Joel De Montis, 58 anni, è la vittima, uccisa probabilmente a coltellate. Sul posto ci sono i carabinieri del RIS e le indagini sono condotte dal PM Daniele Caria. Dentro la casa al momento del delitto c'erano 4 persone, una coppia che ha dato subito l'allarme, il proprietario dell'abitazione che l'affitta a quanto pare a persone disagiate e anche uno straniero, tutte persone che sono sospettate, indagate ma sulle quali ancora non c'è alcuna accusa. Uno dei delitti comunque più efferati nella storia del crimine a Cagliari negli ultimi anni. Joel De Montis è una donna appunto di 58 anni, l'omicidio è avvenuto in Via dei Donoratico e siamo appunto di sabato, è successo nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4 è stata data l'allarme ma nessuno ha potuto fare niente per salvarla. La donna è stata di fatto massacrata ed è morta prima dell'arrivo dei soccorsi. Le indagini continuano, aggiornamenti per tutto il giorno su cafeonline.it.